Eccoci qua, in piazza Arieti. Guarda che bello. Al centro di Rieti, ma sei sicura che possiamo entrarci? Mi sembra di sì. Siamo elettrici? Dopo aver girato tutto il mondo è finalmente il momento di fare un viaggio con mia figlia Zoe per l'Italia che sta cambiando, che si sta evolvendo. Quindi lo faremo in modo sostenibile, a basso impatto, a bordo di un'auto elettrica. Da Rieti, meta turistica e culturale, partiremo per il cammino di San Francesco. Passeremo da Greccio, il paese del presepe vivente più antico della storia, dove tutti gli abitanti partecipano e si mettono in gioco. Da Subiaco andremo lungo il cammino di San Benedetto, a passo di trekking, fino al monastero del Sacro Speco, con i suoi affreschi straordinari. E poi il borgo social ante litteram, Calcata. Insomma, viaggeremo per l'Italia documentando un cambiamento che comincia dai cittadini, che si attivano per rendere la propria vita migliore. Ognuno di noi può fare la differenza per uno sviluppo sostenibile. Comunque adesso faccio il giro. Parcheggio all'ombra. Sì. Guarda che bello. Parcheggio all'ombra. Wow. Ok, stai scendendo. Arrivate? Dai, vado a pagare il ticket allora, del parcheggio. No. Perché no? Ma no, siamo elettriche. Dai, andiamo. Ma io dove ho la spina? Questo è il Golfo di Napoli, questa è Roma e questa è Rieti e io sono al centro d'Italia. Sono in piazza Centro d'Italia a Rieti. Ok, mamma, t'ho preso, vieni giù. Cosa stai lì a girare? Comunque adesso andiamo in giro per Rieti, va bene? Rieti è famosa oltre che per la sua storia anche per la sua gastronomia, per i suoi piatti tipici come la griccia. Guarda, c'è un ristorante, andiamo a mangiarla. Ristorante, cosa si mangia? Facciamo parecchi assaggi di primi, siamo va specializzati bene. sui primi, farine, che facciamo tutto quasi, faccio tutto Voi? a casa, sì. Questo è il grano antico di Rieti. Fantastico, ci abbiamo anche il grano. Questa griccia, che viene da un paese che si chiama Griciano, è la matriciana, che viene da matrice, senza il pomodoro. E si fa in un modo particolare che forse appunto i grandi chef non conoscono, la mamma la sa fare, i pastori di Griciano lo sanno fare. Eccoli, i delfini in braccio ai tritoni, perché Rieti è la città delle acque. L'acqua che noi beviamo a Roma viene da qua, da Rieti. Il fiume Velino, che passa di qui, riempiva questa valle completamente d'acqua. Tant'è vero che questa era una piccola Venezia, questo al tempo dei Romani, ma ancora prima. E tutti i commerci si facevano sul fiume. Pensa un po'. Ecco, e questo è il Ponte Romano e lo si può vedere da sopra, ma anche da sotto. Aspetta che ti riprendo da giù. Dai, con le papere. Dalle papere. Papera tra le papere. Va bene. Qui la storia è antichissima perché qui c'erano i Sabini e forse prima ancora altre popolazioni più o meno autoctone, più o meno arrivate qui, chissà. Ma la cosa interessante è scoprire che cosa succede con questo lago che copriva buona parte della pianura. Visto che la pianura poteva essere coltivata, i Romani, questo console Dentone, decide di aprire quelle che sono le cascate delle Marmore. L'acqua defluisce e la pianura diventa una pianura fertilissima. E quindi da qui anche il fiorire di Rieti romana. E comunque un personaggio importante che è qui, che ha fatto la storia di Rieti, è San Francesco. Anzi, Francesco, prima di essere santo, ritornando da Roma con la regola in mano, ha un'idea. Fa con gli abitanti di Greccio il primo presepe vivente. Ci andiamo? Sì! Ok, andiamo a Greccio. Dai, vieni su, smetti di prendere le papere. Ma sono carine!
Il presepe vivente di Greccio è un esempio di come un'intera cittadinanza è coinvolta e partecipa a un evento che ha segnato la storia di questi luoghi, ma che soprattutto mantiene vivo il valore della comunità, dell'aggregazione fra le persone. Da tempo hanno ripreso questa tradizione che aveva lanciato quel personaggio assurdo che era San Francesco, che era un hippie veramente, no? Ante litteram. Guarda, guarda che bello. Da queste parti c'è Fonte Colombo. Vabbè, però noi stiamo andando a Greccio. Insomma, l'hanno fatta in tanti, no? L'hanno rappresentata in tanti, la storia di San Francesco. La Cavalli, no? Con Mickey Rourke. Elio Germano faceva Elio San Germano, Francesco brava, che a te ti film. piace. Poi Zeffirelli. Ah beh, Zeffirelli. E allora manco io. Vuoi fare un film? Dai, abbiamo le comparse, abbiamo il paese e abbiamo il luogo. Si stanno già preparando. Abbiamo anche San Francesco. Chi lo fa San Francesco? Il vice sindaco. Eccoci, stiamo per arrivare. Guarda, visto il paese, dai, andiamo. Andiamo. Siamo pronti? Siamo pronti. Allora, azione, ok? Ok. Con il rullo dei tamburi diamo inizio alle riprese di questo presepe vivente social. Storia di San Francesco di Susie Bladi e sua figlia. Megalomane. Ciao! Ecco la location giusta, l'entrata del castello. In questa scena San Francesco, accompagnato da altri frati, entra a Greccio. Guarda che gentili, vanno su scalzi. E poi bisogna anche farli cantare, no? Laudato sia il Signore. Però noi tre che cantiamo. Vai, laudato sia il Signore nelle gioie e nel dolore. Vai, vai. Bello, lo mettiamo in bianco e nero o in seppia e funziona benissimo. Non siamo matti, Sono belli qua, eh? Siamo matti. Giorno e notte a tutte l'ore. Bravi, bravi, benissimo. Questo era un castello in realtà. Sì, questo era il castello di Giovanni Velita, il feudario di Greccio che aiutò proprio San Francesco nel 1223 a rappresentare per la prima volta la nascita del Signore. Il Velita. Il Velita, si dà la mano o non si dà la mano? No, non si dà la mano. Per carità. Quindi lei è un feudatario. Il signore di Greccio, il signore feudatare del castello di Greccio. Era un guerriero, quando ha conosciuto San Francesco, ha diciamo appesa la spada al chiodo e ha seguito San Francesco. Bello! Il popolo sta arrivando. Sì, sì. A questo punto voglio vederlo, l'incontro di Francesco con il feudatario, vero? Vediamo un po' cosa succede. E così Francesco d'Ascesi, quale buone nuove da Roma. Regola e presepe approvati. Il presepe, ho sentito bene? Oh Giovanni, amico caro, ho vissuto giorni e giorni in queste grotte pensando al presepe. Voglio realizzare un presepe con bambini veri. Normale così. No, aspetta. Andava bene l'abbraccio? C'era, sì, l'ho preso. Ok. Ti sei scordato, Fede? Sì, È lungo quello. Ricordo. Vedi un attimo su Vai. Google. Siamo pronti, siamo pronti. Siamo pronti, siamo pronti. Vorrei raffigurare il bambino nato in Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si trovava per la mancanza di quanto occorre ad un neonato. Bellissimo. Allora adesso andiamo al santuario. Dai. Ma per andare dal santuario alla grotta dove viene rappresentata la natività, tutti sono costretti a prendere l'auto. Un vero caos quando a Greccio per Natale arrivano migliaia di persone. Così i cittadini hanno deciso di risolvere il problema. Stiamo facendo con l'amministrazione comunale una colonnina elettrica per il ricaricamento di certe navette elettriche che trasportano la gente dal paese qua sotto fino al santuario di Greccio. Addirittura? Sì, poi quando facciamo rappresentazione magari qualcuno parcheggia a Greccio e deve venire qua giù a piedi. E quindi un po' E quindi lunga. poi quando arriva
qua giù abbiamo finito. È vero. Adesso andiamo a vedere allora. È bellissimo. È veramente un presepe, eh? La mucca e l'asino sono vere? Sono veterani del presepe, come protagonisti, quindi. Allora cominciamo. Fratelli, è in una notte come questa, in questa stessa semplicità, che è nato il Salvatore. Ringraziamo tutto il popolo di Greccio che ha partecipato a questo colossal. E vai con l'ultimo chuck. Ci siete? Audio? Gira! Motore? Gira! Azione! San Francesco, che cosa ci dici? Questo è il presepe vivente di Greccio, la nostra tradizione e il nostro vanto. E quindi vi aspettiamo ogni Natale qui a Greccio per assistere al primo presepe del mondo. Dai, bella però questa esperienza. Il social presepe dà l'occasione alle persone di incontrarsi e di migliorare il proprio paese. Allora andiamo? Andiamo. Dove andiamo? Ti porto a Santa Scolastica. Ah. Eh sì, non è proprio vicino, però è sul percorso di un altro santo. Un altro santo sempre in questa zona qua del Lazio. Sì, perché qui insomma gli piaceva da morire fare gli eremiti. E per cui ci sono San Francesco e c'è anche San Benedetto, molto prima naturalmente San Benedetto, no? E noi possiamo andare al monastero di Santa Scolastica. Ci stai? Ci sto anche perché dovremo pur dormire da qualche parte. Esatto. Allora in viaggio con mia figlia. Questo è il monastero di Santa Scolastica. Laggiù c'è Subiaco, guarda che bello quel castello, sembra un presepe. Sì, ma è un po' freschino andare a letto, no? Andare a letto e domani mattina sveglia presto perché dobbiamo farci un bel giro. A piedi? Sì, Andiamo a ricaricarci, mentre anche l'auto si ricarica. Alla mattina però, mentre Zoe ancora si prepara, approfitto per dare un'occhiata alla biblioteca di Santa Scolastica. In questo luogo visse la sorella gemella di San Benedetto, Scolastica, anche lei santa, che diede il nome all'abbazia. Se i benedettini sono famosi per la conservazione del sapere, lo si deve a luoghi come questo, dove sono conservati i libri preziosi nella biblioteca di cui è custode Padre Mariano. Sono libri... documenti, più che libri, documenti. Documenti. Mi sembra di vederli, gli amanuensi, che copiarono per secoli i libri antichi, decorandoli anche con bellissime miniature. Questo è il più antico che avete qua? Manoscritto più antico, sì. Di quando è? Secolo X. Si può sfogliare? Sì. Infatti quei piccoli segni sono il prototipo delle note che indicavano come si poteva cantare il salmo. Lei lo sa cantare? Una voce. Più o meno. Si Dominus Domino meo, sedi ad estris mei. E poi a Santa Scolastica arriva la stampa, 15 anni dopo Gutenberg. Perché qui c'erano dei monaci tedeschi? Sì. E da allora in poi i libri vennero stampati dando l'avvio alla loro diffusione, compresi quelli meno graditi come la grammatica latina. Fondata agli studenti. E gli studenti ovviamente... L'hanno usata? L'hanno perduta oppure l'hanno distrutta. Può essere perché la grammatica latina fa sempre una brutta fine. Dai Zoe, sei pronta? Saluto Padre Mariano e andiamo sul cammino di San Benedetto. Ecco, dai, andiamo. Guarda, il cammino di San Benedetto è bello lungo, no? Però noi possiamo farne un pezzettino, qualche metro. A piedi. Piedi, tu? Sì, anche tu? Anch'io? Dai, andiamo. Guarda, bello questo ponte. Sì, ma noi una vacanza senza telecamera mai, Bello da qui, Beh, San Benedetto è quello di Ora et Labora, no? Ora et labora, come mangia pregama. Dai, di che non è bellissimo. Beh, gli eremiti non andavano certo in posti brutti. Ah no, guarda. Di qua
Guarda che roba! Il Sacro Speco. Viene voglia di volare. Sì, è vero. È praticamente una valle. E questo monastero stupendo che è stato costruito dopo, perché qui San Benedetto ha meditato in una grotta, naturalmente, c'era solo la grotta. Poi dopo, successivamente, è stato fatto tutto questo e dentro ci sono degli affreschi meravigliosi. Io vado perché c'è Don Luigi che ci aspetta, eh? Vieni! Ok, io filmo. Sono Benvenuta, provata. Susi, ecco. Mamma mia, ma ho già visto, è meraviglioso. Prima Sulla non grotta. c'era nulla. No, prima non c'era nulla, c'era la grotta e attorno degli eremi. Poi però Diventa il appunto, luogo del pellegrinaggio. certo, Sì. quindi nel 1200, 1200 sì. e tutto questo viene costruito e viene perfettamente riempito di affreschi. Sì, sì, è solo l'arte che può esprimere non solo la bellezza dell'uomo, ma anche la bellezza di Dio. Andiamo. Incredibile. Siamo nella parte più alta del Sacro Speco di questo santuario e qui abbiamo la scuola senese che dipinge l'ultima parte della vita di Gesù a partire dall'entrata in Gerusalemme, poi al giardino del Getsemani, poi la grande crocifissione, la risurrezione e l'ascensione al cielo. E qui c'è un episodio altro importante nella vita di San Benedetto. Esatto, quando Benedetto viene chiamato dai monaci, siccome per loro la vita è troppo austera, allora tentano di sbarazzarsi di lui porgendogli una coppa con un vino avvelenato, ma quando Benedetto traccia il segno della croce della benedizione, la coppa si spacca Si e quindi spacca, il quindi veleno. lui riesce a sopravvivere a questo tentativo di avvelenamento, per sì. via della regola. Ma insomma, sta regola cos'era? Così dura che tutti tentavano di avvelenarlo per Al contrario, è una regola invece molto equilibrata rispetto a delle regole precedenti molto più severe, però logicamente richiedono una serietà e un impegno di vita. Si tratta di inventare una nuova maniera sociale di vivere insieme. Bravo, esattamente questo. Cioè, alla fine è un personaggio che è quasi, come dire, Un costruttore di costruttore popoli. di civiltà. di civiltà. Ne faccio vedere una cosa interessantissima. Dove? Qua, Ma no! Questa è un'immagine molto bella, simbolica. Vediamo che il diavolo è stato imprigionato fuori dal santuario della chiesa e infatti si morde le dita. Si morde le dita perché non può entrare. Siete riusciti a metterlo in prigione? E questa è la grotta dove Benedetto visse per 3 anni nella solitudine e nella preghiera e come possiamo notare è la nuda roccia perché Benedetto qui veramente impara come bisogna lasciare tutto per poter costruire qualcosa di nuovo. Veramente è una costante questa, no? Delle grotte dove gli eremiti allora andavano a meditare, Certo, a stare sì. per avere una rivelazione anche, se vogliamo, cioè avere un contatto. Esatto, col trascendente, ma io direi anche per comprendere ciò che è necessario alla vita dell'uomo e ciò che è invece superfluo. Qua c'è una sorpresa. E cosa c'è qui? Ma dai, ma è San Francesco? Questa è l'immagine, la prima immagine che si conosce di San Francesco ancora vivente. Ha un occhio più grande e un occhio più piccolo. Esatto, perché Francesco ha una grande malattia agli occhi e verrà anche operato da questo. Sì. Con in mano il saluto tipico francescano del pace bene, pace a questa casa. Beh, allora quindi abbiamo unito i due santi. Francesco e Benedetto. È un luogo veramente magico, importantissimo. Da vedere assolutamente. Allora, com'è? È meraviglioso. È un film in Technicolor. È meglio. Sì, un Hollywood del Medioevo. Perché questo è un posto dove la meditazione, insomma, viene spontanea. Sì, ma io verrei qua domani a meditare. Ti lascio allora? Vai, vattene. No, guarda, vieni con me che ti porto in un altro posto dove c'è un'eremita moderna. Andiamo a Calcata, ti porto a Calcata, un paese social prima dei social. Social perché gli hippie hanno formato quel paese. Ah, ai tuoi tempi. Sì, ai miei tempi. Lo ammetti. Dai, andiamo. Dai.
fantastico. Io non so neanche se stiamo andando. Che bello! Andiamo dentro. Eccola qua, Calcata. Zoe, guarda. Qui è bellissimo, ma credo sia una domenica e tutto, qua non c'è nessuno, vedi? Ciao! Ciao, Aton. Che abbracciatona. C'ho anche Zoe. Ecco, che l'ho vista quando era piccolina, seduta in una sediolina qui che leggeva il suo giornalino mentre noi parlavamo di cose. Quest'angolo te lo sei proprio conquistato, è un angolo tranquillo. Per forza. E che cosa guardi da Allora, qua? perché qua, questo era un posto falisco, etrusco, no? Coevo con gli Etruschi. E tutte le costruzioni venivano fatte seguendo l'ordine celeste di dove stavano gli dei inferi, gli dei celesti, gli dei della terra, eccetera, eccetera. Questo qui siamo esposti a ovest. Difatti la grotta che io ho è esattamente orientata a uno dei solstizi, il sole entra dentro. E questa è una grotta? No, questo è stato costruito dopo. La grotta sta in fondo. Ci sono delle scale, per cui questo qui è un posto magico rituale. E questi erano tutti degli ipogei sotterranei nei quali venivano celebrate tutte le varie festività. Però è rimasto sempre un posto sacro, cioè sempre un posto di pellegrinaggio è stato. E io sono venuta qui perché un sogno mi ci ha portato. Aton venne qui dall'Himalaya e insieme a un gruppo di giovani salvò il paese che si era spopolato dall'abbandono. Aton da allora vive a Calcata, un po' da eremita, e da 40 anni protegge i corvi del territorio che proprio grazie alla comunità è diventato un parco. Gatti, uccelli, l'eremita sta qui. Questa terra del Lazio, questa del centro Italia, è una terra che invita alla santità, alla meditazione, all'eremitaggio, davvero, da sempre. Quando si amano queste creature non si può più fare niente perché diventano parte di noi. Sono noi. Dall'amore e dal rispetto ne viene fuori un'etica diversa di comportamento su questo pianeta. Tutto qui. Zoe! Dai, andiamo, dai! Sì, sono qui. Vabbè, dai, andiamo. Andiamo a casa, no? Andiamo a Bologna. Domani ho lezione. Ma che Bologna, ma è lezione, ma no! Dai, andiamo in giro, facciamo un altro giro, andiamo da un'altra dove? Ma non lo so, andiamo, si va. Zoe! Andiamo. Ah. Dall'altra parte! Sei antropologa? Bene. Allora hai vinto un viaggio con la mamma?